con la situazione del film. Non so se vi ricordate, non so se avete fatto attenzione, ma vorrei iniziare il culto di stasera leggendo lo stesso testo. Mentre leggo, provate a ricordare un po' le scene di quel film che abbiamo guardato insieme. Filippesi 1 dal 12 al 21. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivaltà, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questo lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivaltà, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza, mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti, per me, il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Preghiamo per iniziare. Padre, grazie, Signore, per questo privilegio di essere qui, il privilegio di stare insieme con fratelli per offrirti culto, Signore. Che questa sera Tu possa parlare al nostro cuore e tutto ciò che abbiamo da offrire sia del profondo del nostro cuore, Padre. È questo che Ti chiedo, in nome di Gesù. Amen. Amen, 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 amen. Ciao a te che sei venuto per la prima volta. Ciao a te che sei venuto per la seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava. Buonasera. Buonasera. No, rifacciamo un'altra volta, dai. Buonasera. Amen. Alziamoci in piedi per lodare il nostro Signore. Finita una settimana di lavoro, di studi, che noi possiamo concludere questa settimana con gioia, lodando il nome del nostro Signore. Amen. Alleluia. C'è una nuova generazione con il fuoco di Dio nel suo cuore, appassionata per la visione di vedere un risveglio in questa nazione. Tutti i giovani adolescenti infesteranno scorpioni, i serpenti stanno gridando senza timore che Gesù Cristo è il Signore di questa nazione. Dichiare, c'è una passione nel nostro cuore per la nazione. C'è una passione nel nostro cuore per la nazione. Riempici, rivestici dalla tua potenza Per testimoniare. cambiaci, trasformaci, vogliamo brillare nella tua gloria. C'è una nuova
nuova generazione, con il fuoco di Dio nel suo cuore, appassionata per la visione di vedere un risveglio in questa nazione. Tutti i giovani adolescenti calpesteranno scorpioni serventi, stanno gridando senza timore che Gesù Cristo è il Signore di questa nazione. C'è una passione nel nostro cuore per la nazione, c'è una passione nel nostro cuore per la nazione. Vieni che ci rivestici della tua potenza per testimoniare, cambiaci, trasformaci, vogliamo brillare nella tua gloria. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. Amen, alleluia. Signore Padre, noi ti chiediamo questa sera di aprire i nostri occhi del cuore, Padre, che noi possiamo vederti questa sera, Padre, questi giovani, sia adolescenti che giovani o meno giovani, che noi possiamo questa sera vedere il tuo agire, Padre, vedere tu che parli ai nostri cuori, sentirti, Padre, e che noi possiamo questa sera lodare a te, lodare il tuo nome, Padre, a capire di più di te, sentire la tua parola. Cantiamo, apri gli occhi del cuore, voglio vederti splendere nella luce della tua gloria. Amen. Cantiamo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor. Voglio, Signor,
Santo, 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 voglio vederti. Solo la Chiesa, un'ultima volta. Santo, dichiara che tu sei santo. Santo, 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 voglio vederti. Amen, Padre, ti ringraziamo perché tu sei qui presente con noi questa sera, Padre. Noi ti ringraziamo perché tu sei potente, ti ringraziamo perché tu sei misericordioso, tu sei un Dio che cura, tu sei un Dio che è accanto a noi, Padre, nonostante che noi non meritiamo. E il tuo gesto, Padre, è quello che ci fa avere fede, è quello che ci fa avere fede che noi un giorno noi saremo nella tua presenza, Padre, è quello che ci fa andare avanti. E che se c'è qualcuno, Padre, che qua si sente sporco, se c'è qualcuno qua che si sente amareggiato, se c'è qualcuno qua che si sente non degno di essere nella tua presenza, se c'è qualcuno che si sente che c'è qualcosa che non va nella sua vita, che si sente il cuore pesante, che possa questa sera portare questo peso a te, Padre, che questa sera tutte queste persone che ci stanno ascoltando, Padre, tutte queste persone che sono qui possano sentire la tua presenza, possano portare questo peso ai tuoi piedi, Padre. Che noi possiamo questa sera sentirti, Padre, che noi possiamo clamare il tuo nome, Padre, che noi possiamo cantare a te, nel nome santo di Gesù. Tu sei il Dio che compirà e ogni patto manterrà. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quel che dici tu farai. Nonostante le mie difficoltà fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande? Anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Il mondo passerà
cantiamo questa prossima canzone, se tu la conosci, che tu possa, ti invito a cantarla assieme a noi. Molto semplice. C'è il ritornello che fa così: quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te. Sei al di sopra di ogni avversità, sarò al sicuro in te, Signore. Chi crede che il Signore sia più grande dei nostri problemi questa sera? Chi crede che Lui sia molto più grande delle nostre paranoie? Potete alzare le mani. Chi crede che Dio sia molto più grande di quello che ci tormenta ogni giorno? Non vedo mani alzate abbastanza. Amen. Cantiamo al nostro Signore questa sera, che se stasera tu hai qualcosa da portare al Signore, che tu possa questa sera portarlo. Il nostro Dio è molto più grande di qualsiasi cosa che ci attanaglia. Il nostro Dio è molto più grande di qualsiasi problema terreno, che noi possiamo questa sera innalzare il nome del Signore, pregarlo, dire: Signore, io non ho fede abbastanza, riconosco di non aver così tanta fede, vieni a me, vieni Padre incontro alla mia infedeltà, che noi possiamo non dubitare del Signore questa sera. Cantiamo. Vengo a te, proteggimi, coprimi con la tua mano, Dio, quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, sei al di sopra di ogni avversità, sarò sicuro in te, Signore. Il mio cuore riposa solo in te, confiderò nella potenza tua, quando la tempesta arriverà,
grazie perché tu sei qui in mezzo a noi, Padre. Ti ringrazio perché tu sei sempre disposto a riprendere i tuoi figli, Padre, riprenderli con te, assieme a te, Padre. Tu ci aspetti lì a braccia aperte. Ci copri con la potenza tua, Padre, col tuo amore. Ti ringraziamo, Padre. Ti prego di preparare i nostri cuori per ricevere il tuo messaggio questa sera, Padre. E ti prego di insegnarci, guidarci verso le tue vie, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Funziona? Ok. Innanzitutto mi fa un piacere enorme essere qui con voi quest'oggi. Ho accolto con molto privilegio l'opportunità che il pastore Alessandro e Cairo mi hanno detto un paio di settimane fa, dicendomi e chiedendomi: ma vorresti venire a condividere la parola con il gruppo giovani? Io ho detto: ma perché no? Sono giovane anch'io, quindi volevo stare in mezzo ai giovani, non sempre in mezzo ai vecchietti, quelli rompiscatole che ti fanno due... Ok, ci abbiamo capito. E Alessandro mi aveva chiesto di portare un messaggio sulla preghiera. So ragazzi che la preghiera è un topic veramente difficile per tutti quanti. E nella Bibbia ci sono tantissime preghiere, tantissime grandi preghiere che hanno ispirato, che sono state di ispirazione, che hanno insegnato anche. Ma quest'oggi voglio prendere una preghiera un po' particolare di un caro amico nostro, come vedete sullo schermo, Giona. Se vi dico chi era Giona, sapete chi è? Chi era Giona? Era un profeta, giusto. È famoso per cosa? Per il pesce che l'ha divorato. Sapete altre cose riguardo Giona? Ok, disobbedito Dio. Ok? Ok, perfetto. Ci sono tante altre cose che Giona ha fatto e oggi andremo a vedere la preghiera. Una preghiera fatta nella disperazione più totale. Ed è qualcosa che a me personalmente mi sono ritrovato molto spesso nella disperazione. Ero un atleta professionista, ho giocato 17 anni a basket e mi sono trovato veramente in situazioni difficili. Magari quando non arrivava il contratto, tutti quanti, chi gioca sa cosa significa aspettare la fine del mercato, con la gente, parlare, vedere, capire quello che potrà essere e succedere. E l'angoscia che avevo nell'attesa era straziante, era complicata, ma non solo. Anche nella vita di tutti i giorni. Andare a scuola era un'angoscia. Non ero questa cima, questa genio, però ogni volta era un peso, perché preferivo andare in palestra e allenarmi. Ma Giona, siamo un po' come Giona noi ragazzi. Ovviamente non è che abitiamo vicino al mare, non è che veniamo inghiottiti tutti i giorni dai pesci, però abbiamo delle caratteristiche simili a Giona. Giona era in una situazione un po' particolare e che andremo a vedere e ha usato la preghiera
per innanzitutto adorare Dio, ma anche per dire delle verità e per dire delle certezze che hanno cambiato la sua vita, ha cambiato la vita della popolazione di Ninive e che può cambiare anche la nostra. Ma andiamo a leggere il passo innanzitutto così ci rendiamo conto. Ok, è un po' più piccolo. Comunque, andiamo a leggere il passo così capirete di che preghiera ha fatto. Giona da 2 a 1 a 10. Dal ventre del pesce, Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato, tutte le tue onde, i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe mi si sono attorcigliate nella testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, ma io ti offrirò sacrifici, con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Iniziamo col dire una cosa, ragazzi. Giona non aveva mai pregato prima. Giona non sapeva pregare, probabilmente. Quando Dio lo chiamò per la missione di Ninive nel capitolo 1, Giona non pregò per valutare cosa fare, se dire sì o dire no, per valutare il tutto. Quando fuggì a Giaffa, Giona non pregò per avere una guida su che strade devo andare, cosa devo fare, chi devo incontrare. Quando acquistò il passaggio a bordo della nave diretta a Tarshish, non pregò per il... Secondo me, Giona non gli piaceva pregare. E non è una coincidenza, se ci pensate bene, che l'assenza della preghiera nella sua vita ha tracciato cosa? La discesa di Giona verso la follia. La ribellione e la rovina. Giona non pregava perché non voleva parlare con Dio e tantomeno ascoltare Dio. Giona non pregava perché non gli piaceva. Giona fuggì. E la causa di tutto perché Giona fuggì, ma qual è stata la causa principale di Giona, della sua fuga? Lo troviamo in Giona 1:3. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Non è un po' quello che succede un po' tutti quanti a noi a volte nella nostra vita, di tutti i giorni? Anche noi non è che fuggiamo dalla presenza di Dio? Non è che disubbidiamo a Dio? Forse diciamo, ma sì dai, è solo una piccola cosa, anche se non ubbidiamo, che vuoi che mi capiti? La disubbidienza purtroppo, ragazzi, ha delle conseguenze importanti. Se rubavate qualcosa, i vostri genitori vi beccavano probabilmente. Alla mia epoca, quando i cellulari non c'erano, non potevi andare a giocare al pallone nel giardino con gli amici per 2 giorni. Oggi magari vi tolgono il cellulare, non potete giocare alla PlayStation. Ogni atto di disubbidienza c'è una condanna. Ma la disubbidienza di Giona porta cosa? All'assenza della preghiera. E l'assenza della preghiera porta alla follia e al peccato. E la follia e il peccato portano cosa? Alla catastrofe. Una catastrofe che Giona sperimenta trovandosi in questo luogo. Vai con l'altra slide. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore. Come potete immaginare, la situazione di Giona non era delle migliori. Dopo essere scappato, dopo aver mentito ai marinai, dopo essere stato gettato nel mare in tempesta, dopo essere stato mangiato dal pesce, Giona poteva fare solo 2 cose. Una era il pensare. Andiamo a vedere.
Io mi voglio immaginare Giona dentro questo pesce, al buio, con l'odore di acido gastrico, con la puzza del pesce marcio che magari questo pesce si era mangiato. È come andare in pescheria con tutti i pesci a fine della giornata che sono stati gli istanti, che la puzza col caldo che viene. Non voglio neanche immaginare, infatti solo immaginarmi quando scrivevo e quando riflettevo mi veniva quasi da vomitare. Non sappiamo se Giona ha vomitato, ma credo che non sia stata una bella esperienza per lui. Ma immaginatevi tutti i pensieri che gli erano venuti in testa. Tutto quello che il film della sua vita che gli passava. Credo, e spero che siete d'accordo con me, che Giona, oltre a pensare quello che stava vivendo a causa della sua disubbidienza, non vedeva l'ora di uscire da questa situazione, di uscire da pesce. Ma nel mezzo di tutte queste cose, del pensare, c'era un'altra cosa che Giona poteva fare e che ha fatto. Era l'ultima disperata cosa. E questa cosa cos'era? Alzare la sua voce al Signore e pregare. Il fatto è che questo profeta in questo punto abbia finalmente pregato, finalmente, non solo segna una svolta nel libro di Giona, ma ha una svolta anche nella sua vita personale. Ma anche le parole che usa sono importanti. Il fatto che Giona abbia pregato non solo il Signore, ma il Signore, il suo Dio, è molto significativo, perché dà importanza a quello che il Signore è e quello che farà. Ma perché? Ma cosa significano questa frase? E lo andremo a vedere più avanti. E state con me adesso. Vai con l'altra slide. Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ha gridato e tu hai udito la mia voce. Giona era in una situazione tale che lui aveva paura. Era nell'orrore più grande che poteva immaginare. Ma non era l'orrore dell'annegamento. Era vivo, era dentro un pesce, non poteva negare. Era al sicuro, era salvo. Ma la cosa che gli tormentava, che lo stava facendo, era il pensiero di essere abbandonato dal Signore e di morire. Ed è per questo che Giona prega. Giona aveva paura della lontananza da Dio. Nonostante lui decise di fuggire e andare lontano da Dio, ed è per questo che si è trovato in questa situazione, la prospettiva di morire lontano da Dio e essere al di fuori della presenza di Dio, Giona non lo riesce a sopportare, non lo riesce a gestire, ed è anche un controsenso. Prima scappo da Dio, da quello che lui mi aveva detto, e adesso prego perché ho paura di non essere in comunione con Dio, in presenza di Dio. Giona dov'era in questo momento? Era dentro un pesce. Non è un pesce un luogo normale. Il pesce è stato usato come scusatemi il termine, un dispositivo benefico per riportare Giona sui suoi passi, al luogo della sua chiamata, della sua missione. Ma prima doveva sperimentare la conseguenza delle sue azioni. Perché ogni cosa che noi facciamo, ragazzi, e ricordatevelo, c'è una conseguenza. Prima o dopo arriva. Voi pensate di farla franca? Ah, ma il professore non mi ha visto che copiavo. O magari avevate i bigliettini o tutti i trucchi che adesso ci sono. Arriverà. Prima o dopo arriverà. Azioni che portano anche delle emozioni di Giona, perché ogni azione porta delle conseguenze emotive e Giona stava sperimentando questo. Che cosa prova Giona?
angoscia. Abbiamo detto prima, tutti abbiamo sperimentato angoscia nella nostra vita, chi più, chi meno. Ma Giona non è che si trova solo nell'angoscia normale, ma si trova dove? Nel profondo della sua angoscia, proprio nel livello più basso che poteva raggiungere. E credo che arrivati a questo punto, Giona dice, ed è quello che sperimenta dopo, è essere nel soggiorno dei morti, essere come un morto. Infatti il termine che viene usato è Sheol, e Sheol nell'antichità era usato dagli antichi israeliti come un luogo di tenebre, un luogo di polvere, un luogo dove i morti scendevano e dove non potevano ritornare, un luogo dove nessuno poteva adorare Dio. Ma Giona, sentendosi nonostante in questo posto dove era, nessuno poteva raggiungerlo, dove nessuno poteva arrivare, dove non poteva fare niente, Giona prega Dio, quel Dio che l'avrebbe liberato. Ed è bello perché molte volte anche noi ci troviamo in queste situazioni. Io mi sono ritrovato in questa situazione, ho avuto un tumore e non sapevo che cosa fare. Ero in balia degli eventi, non potevo controllare la situazione. Altro che angoscia, ero proprio al limite. Potevo morire, potevo vivere, potevo continuare a giocare a pallacanestro o potevo ritirarmi e curarmi e fare tutto quello, l'iter. Probabilmente anche voi, non proprio così profondamente, ma anche voi potete sperimentare questo e prima o dopo lo sperimenterete nella vostra vita. Ricordatevi che Dio è con voi. Voi potete alzare la vostra voce e Dio vi ascolta. Infatti, oltre a dire le sue emozioni, Giona mette aspetto su due aspetti importanti. Dio cosa fa? Dio risponde e Dio ascolta. Quante volte anche noi preghiamo, cerchiamo di chiedere aiuto al Signore, guida al Signore, gli chiediamo di intervenire, ma il Signore è silenzioso. Non sentiamo la sua voce, non vediamo la sua risposta. Non è sempre facile vivere nell'attesa. Non è sempre facile vivere in questa condizione di Dio mi ha ascoltato, Dio mi risponderà, che cosa accadrà adesso? Che cosa farò? Come mi comporterò? Devo fare io prima un passo? Devo fare io l'altro passo? Ma Giona non aveva tempo da perdere. Era in mezzo al mare, dentro un pesce, doveva fare qualcosa. Poteva morire da un momento all'altro, ma in cuor suo sapeva che Dio era con lui. Vai con l'altra slide. Ma come poteva essere Dio con lui? Il Signore insegue Giona con la sua ira. Naturalmente il profeta è nell'angoscia, come ho detto, e voglio ripeterlo per farvi capire nella condizione di perdizione che era. Perché Dio ha voluto così. Dio ha messo la sua ira su Giona e ha reso la sua situazione disperata. Giona stesso riconosce questo, dichiarando: le tue onde e i tuoi flutti mi hanno travolto. Non erano flutti normali, non erano come il mare, che andiamo d'estate al mare, ci sono le onde, ah sì, normale. Giona aveva capito che era Dio che li aveva mandati, che erano agenti speciali di Dio per farlo riportare sulla retta via. Mi piace cosa dice Martin Lutero riguardo questo. Giona non dice che le onde e i flutti del mare mi hanno travolto, né le tue onde, ma le tue onde e i tuoi flutti, perché sentiva nella sua coscienza che il mare, con le sue onde e i suoi flutti, erano al servizio di Dio e della sua ira per punire il peccato. Il peccato viene sempre punito. Il peccato davanti a Dio non può esserci peccato, e Dio vuole eliminare
il peccato. Sembra possibile tutto questo, ragazzi? Credo che nella vita abbiamo sperimentato questo, io in primis, e capito che se succede qualcosa nella nostra vita è perché abbiamo fatto qualcosa. E Dio, ovviamente ci sono le conseguenze del nostro peccato, ma anche Dio vuole metterci nella condizione tale di riconoscere che è colpa nostra, ma Lui è. Lui ci vuole insegnare qualcosa. Giona, riconoscendo tutto questo, non finisce la preghiera qui e continua a vedere ancora di più la conseguenza di quello che aveva fatto, ma alla fine aveva capito che la speranza non era ancora finita, c'era ancora speranza e non tutto era perduto. Vai con la prossima slide. Una speranza che derivava dalla grazia e misericordia di Dio verso tutti coloro che si pentivano e ravvedevano. E il versetto 4 parla proprio di questo. Ma non era il messaggio che doveva portare i Niniviti? Tutti coloro che si pentivano e ravvedevano? Non era il messaggio di Giovanni Battista che predicava prima che Gesù iniziasse il ministero? Se andiamo un po' indietro nella storia, troviamo il re Salomone, il quale costruì il Tempio di Dio affinché il Signore avesse una casa e potesse vivere in mezzo al popolo, avvicinandosi ad esso per mostrare e far sentire il suo amore al suo popolo. Quando ebbe finito il Tempio, pronunciò queste parole che sono una condensazione, un mix del primo Re 8. E dice questo: Dio, se il tuo popolo si allontana da te e se ne va in terra straniera nei suoi peccati, se torna al tuo tempio e grida per te, ti prego di ascoltarlo dal tuo tempio e di salvarlo da dovunque si trovi. Non è molto simile a quello che Giona stava sperimentando? Non è quello che Dio non stava facendo quello che Salomone aveva proclamato? Dio, nonostante tutto, se le persone si ravvedevano, se le persone tornavano a Lui, se le persone lo invocavano, Lui avrebbe agito, Lui avrebbe operato per la loro salvezza. Ma andiamo avanti con la prossima. Dopo questo, dopo aver capito che Dio era in controllo, e Salomone, essendo la persona più saggia, sapeva cosa diceva e sapeva che Dio avrebbe operato per esperienza personale e che avrebbe mantenuto le promesse, come dicevo prima. Giona comunque continuava a esprimere la sua sensazione di trovarsi nella parte più profonda dell'oceano, nell'angoscia più totale. Luogo che, se pensate, nessuno poteva raggiungere, solo Dio. Dio era l'unico che poteva salvarlo. Qualsiasi aiuto e speranze che lui poteva avere dagli altri era impossibile. Era matematicamente impossibile. Ma secondo voi Giona in tutto questo cosa stava dicendo? Che cosa pensava? Che cosa ha riflettuto? Giona finalmente torna in sé e finalmente porta a galla quella verità che abbiamo iniziato prima, dicendo: tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Giona riconosce, sì, è vero, Dio l'ha fatto stare dentro il pesce per 3 giorni, ma allo stesso tempo riconosce cosa? Ma tu mi hai fatto risalire. Tu, Dio, mi hai fatto risalire e mi hai salvato. Questa è un'affermazione incredibile di Giona, perché? Perché parla di cosa? Della sovranità di Dio, Dio in controllo di ogni cosa. Dio in ogni circostanza in cui noi ci troviamo e nella situazione in cui Giona si trovava, Dio è in controllo. Dio lo aveva salvato. Giona stava imparando la lezione
Una lezione che avrebbe cambiato la città di Ninive e anche stava cambiando la sua vita. Vai con la prossima. Arrivando a questo punto, credo che noi che se pensiamo bene, ci sentiamo un po' tutti come Giona. Forse riflettendo un po' e se pensiamo a un altro personaggio dell'Antico Testamento, le dinamiche di Giona, chi era un altro personaggio che rassomiglia a Giona, che si è allontanato da una situazione di benessere, ha fatto la sua vita e poi è ritornato? Chi era questo? Il figliuolo prodigo. Giona e il figliuolo prodigo hanno le stesse similitudini. E quante volte abbiamo sentito nella testimonianza prima dei battesimi immedesimarsi nel figliuolo prodigo? Mi sono fatto la mia vita, ho fatto tutto quello che dovevo e poi mi sono ravvicinato a Dio perché Dio ha fatto qualcosa. Mi piace quello che dice anche questo teologo, L.C. Allen, e dice: ora il prodigo, Giona, ritorna attirato più vicino a lui che mai dalle corde dell'amore redentore, dell'amore di Dio. Proprio come le terribili condizioni fisiche che costrinsero il figliuolo prodigo, se vi ricordate mangiava assieme ai porci tutte le cose che io non mangerei mai, costrinsero il figliuolo prodigo a decidere di tornare a casa in penitenza. Lui, il figliuolo prodigo, sapete tutti che tornava a casa pensando di diventare servo, ma poi la storia sappiamo che è diventato, ha preso di nuovo quello che era suo. Così Giona nei suoi ultimi istanti pensò a Dio, il solo che poteva aiutarlo in quanto creatore e controllore del mare. Dio era l'unico che poteva salvarlo. Solo il Dio poteva fare il miracolo. Come loro due, anche noi siamo stati attratti dal Padre, dalla sua presenza, della sua comprensione, del suo amore. Molte volte noi non ci sentiamo capiti, o almeno pensiamo di non essere capiti. Magari siamo in una fase della nostra vita un po' particolare. Ah, ma nessuno mi capisce, voglio la mia libertà. Dio capisce tutti, Dio ci ama, Dio sa quello di cui abbiamo bisogno e noi siamo attratti da questo amore perché alla fine noi cerchiamo qualcosa, cerchiamo quella cosa che può veramente cambiare le nostre vite e questa cosa è l'amore di Dio ed è per questo che siamo attratti. Ma è merito nostro? Assolutamente no, è solo per l'opera di Cristo. Vai con la prossima. Giona comunque aveva peccato e se ne rende conto e non lo nasconde nella sua preghiera perché sarebbe stupido. Sto per morire, nascondo che ho peccato, tutti sapranno che ero in quella situazione perché ho fatto qualcosa di brutto. Anzi, lo tira fuori il peccato e lo fa in un modo che le persone capissero che cosa stava dicendo. Sapete qual era il peccato più grande del popolo Israele dall'Esodo, dall'Egitto fino all'VIII secolo avanti Cristo? C'era un peccato, il più grande di tutti, quello che si è ripetuto più spesso nella storia di Israele. Qual è stato? Qual è? La lamentela sì, però c'è qualcosa di più grosso della lamentela. Idolatria. Idolatria era la causa di tutti i problemi. Permettetemi, e pensate Giona che stava scrivendo questa preghiera e la metteva così. Permettetemi di dire una cosa molto chiara a tutti quelli che stanno ascoltando. Giona stava parlando ipoteticamente. Quando ero nei mari non c'era nulla che legno, pietra, oro o argento potessero fare per la mia salvezza. Tutte le cose che noi intagliamo dagli alberi o riscaldiamo in pentole su un grande fuoco e poi ci inchiniamo ad adorare e a prostare,
Tutti i falsi dei con cui ci prostituiamo non avevano alcun significato quando mi avvicinavo alla fine della mia vita, in fondo al mare. L'unica cosa che contava nella mia prova, cos'era? Era il Signore, che è noto per essere misericordioso. Il Signore stesso dice che non è provocato quanto dagli dei, perché gli dei sono niente, sono zero per Dio. Dio era incavolato e si arrabbiava e sfogava la sua ira per le persone che andavano dietro ai idoli. Le persone che li seguivano, come possiamo trovare in Deuteronomio 32:21. Ma noi, che idoli seguiamo? Quali sono quelle cose che ci fanno allontanare da Dio? Quelle cose che ci attraggono, che siamo attratti, che ci stimolano, che godiamo, ci divertiamo, che facciamo quello che vogliamo. Il peccato non è brutto, ragazzi. Noi pecchiamo perché ci piace peccare, perché è qualcosa che ci dà un po' quel brio, quell'adrenalina. Ma il peccato, prima può essere bello, ma poi t'ammazza completamente. Ed è proprio questo momento che il Signore, nel momento in cui noi capiamo questo, il Signore risponde e ci chiama. Nel momento del bisogno, Dio è lì con noi, non ci abbandona per portarci dove Lui vuole, alla sua presenza, dove noi dobbiamo andare. E se ubbidiamo, e se veramente capiamo quello che Cristo ha fatto, ci ha salvato, ci ha redento e ci ha dato una nuova vita, perdonandoci i nostri peccati, noi cosa facciamo? Di conseguenza, è una conseguenza. Produciamo buone opere. Vai con la prossima slide. Giona, uguale identico, stessa cosa, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempierò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. Anche noi facciamo le opere buone quando il Signore ci salva, quando ci sentiamo che Dio ha agito nella nostra vita. Opere che ci portano a sacrificare cosa? Tempo, energia, denaro. Quando comprendiamo realmente, ragazzi, e Giona l'aveva fatto, quanto fossimo disperati prima che il Signore ci salvasse dalla perdizione, fare un sacrificio per esprimere un ringraziamento a Dio per l'opera che ha fatto, non è un grosso problema. Almeno non dovrebbe, ma molto spesso lo è un problema perché ci costa, perché non siamo abituati a fare qualcosa di buono, perché abbiamo questa natura che ancora lottiamo per fare le cose giuste. O magari ne facciamo 2, 3 di conseguenza perché vogliamo, perché siamo felici, perché siamo gasati, ma anche perché vogliamo, ecco che arriva l'ego, mostrarci, io ho fatto 2, ho fatto 3 opere buone, wow, che grande. Se la svolta della preghiera di Giona è avvenuta nel versetto 4, la svolta e la lezione più grande che Giona ha imparato e che vuole lasciarci noi è nel versetto 9. La salvezza viene dal Signore. Con queste 5 parole Giona proclama il Vangelo, proprio quello che non voleva fare quando Dio lo aveva chiamato ad andare a Ninive in Giona 1:1. Con le parole la salvezza viene dal Signore, Giona esalta l'opera del Signore come Salvatore. Ecco che riprendiamo il versetto 1. Pregò il Signore il suo Dio. Ecco che tutto era connesso. Giona stava dicendo: nessun altro può provvedere in nessun modo alla salvezza, alla mia salvezza, ma anche alla salvezza
di Ninive e di tutta la sua popolazione. Dio è l'unico che può salvare, ragazzi, non c'è nessun altro che lo può fare ed è l'unico che deve essere glorificato e deve ricevere la gloria e l'onore di chi che merita. Perché al di fuori di lui, e Giona l'ha sperimentato, non c'è salvezza. Sicuramente se ci fossero state altre soluzioni per la salvezza, altre opportunità, probabilmente Giona non avrebbe fatto questa preghiera. A che scopo fare una preghiera del genere? In conclusione, Giona aveva detto, aveva proclamato, aveva confessato quello che Dio aveva in mente per lui. E Dio cosa fa? Lo sputa. Il pesce lo sputa tramite l'ordine di Dio. Dio lo rimette a lavoro. Il compito che aveva Giona non è stato cancellato, era stato messo in stand-by perché Giona doveva imparare una lezione. Doveva imparare qualcosa che l'avrebbe portato a essere usato come mezzo per la proclamazione del Vangelo. Ora Giona doveva andare e proclamare la salvezza ai nemici, perché comunque non ricordiamoci che i niniviti erano i nemici più crudeli che il popolo di Israele aveva all'epoca. Credo e penso che questa preghiera abbia molto da dire e ci ha fatto vedere chiaramente, almeno a me che l'ho internalizzata, che l'ho fatta mia e mi sono anche rivisto in certi aspetti, che anche noi possiamo passare in certi momenti, in situazioni dove tocchiamo il fondo. E arriverà ragazzi, quando? Non lo sappiamo, ma arriveranno e dobbiamo prepararci. Se per Giona, vai con l'ultima quotazione, Kendall dice bene, il ventre del pesce non è un luogo felice in cui vivere, ma un buon posto per imparare. Giona aveva imparato sulla sua pelle. Non rinneghiamo i posti che Dio ci mette. Non scappiamo da quelle situazioni dove Dio ci vuole insegnare qualcosa, perché in quelle circostanze, in quei luoghi, noi impareremo le lezioni che Dio vuole. Per me è stato il tumore la cosa che mi ha stravolto la vita, ma poi ci sono stati altri luoghi, altri momenti della mia vita che ho vissuto dove il Signore ha parlato, dove io non è che proprio ho ascoltato al 100% al subito, ma poi ho capito le lezioni che Dio aveva per me. Non fuggiamo da Dio. Quando Dio ci chiama, non fuggiamo. Ascoltiamolo e ubbidiamolo, perché è la cosa più bella che noi potremo fare. Mi fermo qui perché voglio che ci sono delle domande di approfondimento e domande che voglio che riflettiate, perché ho parlato forse un po' troppo, però credo che Giona ci possa insegnare qualcosa. Giona ha fatto qualcosa che noi stessi dobbiamo fare. Abbiamo le domande, Alessandro, stampate o... Ok. Se le domande sono nel gruppo, vorrei che le leggeste, che le pensate, riflettete,
non sparate subito a raffica, leggete pa 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 pa. Voglio che le riflettete, pensate, perché sono domande non a volte semplici, a volte pensate, ma sono banali, ma vi faranno riflettere sulla vostra vita personale. Sono domande personali. È lì che cresciamo, è lì che impariamo, quando ci fermiamo, riflettiamo e poi rispondiamo, perché dalle risposte che noi daremo, noi potremo crescere, noi potremo maturare, noi potremo diventare sempre più ubbidienti, ma sempre più simili a Cristo. Io ho finito, Alessandro, non so adesso come vengono gestiti i gruppi, e grazie. Se avete qualche domanda, riflessione, dubbio, andate da Alessandro, il pastore, che lui sa sempre tutto. E che il Signore veramente vi benedica e che Giona possa entrare nella vostra mente, nella vostra vita, non solo come colui che è stato mangiato da un pesce, ma anche colui che si è rivolto al Signore nel momento della disperazione, sapendo che poi il Signore, nella disperazione in cui si trovava, l'ha portato a vita, ma una vita ricca, perché con 5 parole, ragazzi, con 5 parole, e non aveva PhD in comunicazioni, social media manager, ma con 5 parole una città grandissima come Ninive si è convertita, e voi potete farlo nel vostro contesto, nella vostra regione, nella vostra città. Che il Signore vi benedica. Amen. Alziamoci in piedi. Continuiamo nella meditazione che abbiamo fatto questa sera e continuiamo a lodare il nome del nostro Signore con gioia, riflettendo che noi possiamo aprire i nostri cuori e aprire le nostre menti affinché il Signore possa parlare con noi. Amen. Sei il Dio che compirà e ogni patto manterrà. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quel che dici tu farai. Nonostante le mie difficoltà fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Tua fedeltà per me, grande è la tua fedeltà per me. Anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Passerà, ma la tua parola ferma rimarrà. La tua storia testimonierà che tu sei verità. Nonostante le mie difficoltà fermo resterò
ringraziamo perché grande è la tua fedeltà per noi, Padre. Ti ringraziamo per in questa sera, Padre, che noi possiamo dopo nei piccoli gruppi, Padre, avere un momento assieme in cui potremo discutere, approfondire di più il messaggio che è stato dato. Nel nome santo di Gesù, amen. Avvisi veloci, piccoli gruppi, giovani, Paolo, Enrique e Monique, ragazzi, ragazze, per gli adolescenti, Liziani e Samuel, giusto? Per i preadolescenti, sei tu Josh? Sì, Joshua in fondo. Trovato ragazzi? Poi il 22 febbraio avremo il nostro incontro di giovani coppie sposate, quindi per la maggioranza no, le coppie sposate, il 22 febbraio dopo la Gamove alle 7:30 circa faremo il nostro incontro qui nella chiesa. Poi per ultimo il 15 febbraio ci sarà la nostra giornata di evangelismo a Treviso. E se c'è qualcuno che vuole aiutare a organizzare, a dare idee e tutto quanto, vi chiedo di cercare Giada, è lei che sta organizzando, ma sicuramente la serve aiuto, quindi se volete. E poi ovviamente spero che tutti quanti, o almeno la maggior parte di voi, siete lì il 15 febbraio per far parte di questo momento come chiesa. Va bene? Ultima canzone. Mi pare che con me l'ultima canzone. Ragazzi, vi invito, alzatevi in piedi che possiamo lodare il nostro Signore con gioia. Se volete spostate le sedie, se no venite qua davanti. Dai, facciamo i fighi una volta a me. I preadolescenti hanno un'attitudine, bravi. Complimenti. Basta le prime ragazze, poi sistemiamo noi. Dai, cantiamo assieme, venite qua davanti. Generazione con il fuoco di Dio nel suo cuore, appassionata per la visione di vedere un risveglio in questa nazione. Tutti i giovani adolescenti calpesteranno scorpioni serventi, stanno gridando senza timore. Questa nazione, vediamo assieme, c'è una passione nel nostro cuore, per la nazione,
ragazzi, Dio vi benedica tantissimo.